Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanta la cronaca, tanti anche i collegamenti dalle varie province e torniamo a parlare di furti, l'abbiamo visto un po' in tutta la regione, colpi messi a segno, colpi tentati, l'esasperazione dei cittadini che non sanno davvero più come fare, tantissime le chiamate alle forze dell'ordine. E andiamo subito a Fontanelle perché parliamo proprio di un caso di alcuni vicini coraggiosi che però sono stati poi aggrediti dai ladri e ce ne parla il nostro Christian Arboit che si trova sul posto. Vediamo se riusciamo a collegarci con Christian. Christian, buongiorno. Sì Daniela, buongiorno, salve. Siamo in via Auterive dove domenica sera si sono vissuti attimi concitati, anzi drammatici, perché i malviventi, i ladri che sono entrati in azione non si sono limitati a visitare un appartamento, ma sono entrati in contrasto con due vicini di casa che di fatto li hanno sorpresi, due uomini che quindi si sono armati di coraggio e hanno affrontato questi ladri che però appunto non si sono fatti nessuno scrupolo, non hanno avuto remore e li hanno appunto colpiti. Il primo è stato minacciato con una lama, poi picchiato, il secondo è stato colpito con un oggetto, una sorta di suppellettile, di portacenere che era stato sottratto nell'abitazione visitata. Questo condominio di via Auterive si è mobilitato e i ladri sono fuggiti, però resta la paura, una grandissima paura. Noi siamo appena arrivati, abbiamo parlato con alcune persone, tutte si dicono molto preoccupate e allarmate, anche perché si tratta del secondo furto in una settimana fondamentalmente. Chiedo a Francesca Pezzo di abbassare la telecamera, abbassiamo la telecamera e andiamo appunto da una signora della quale non daremo l'identità. È la signora derubata, è appena arrivata in auto dal lavoro, immagino. C'è poca voglia di parlare, però insomma signora, ci può raccontare? È un fatto grave. Cosa è successo? Niente, noi eravamo in pizzeria, hanno chiamato i vicini perché era scattato appunto l'antifurto, questi hanno fatto un rumore esagerato. I vicini se li sono trovati faccia a faccia uscendo dal cancelletto del mio appartamento e puntando una lama il primo è stato buttato a terra, ha preso calci e pugni in testa, e il secondo con il mio portagioie sventrato gli è stato rotto il setto nasale, è stato spaccata la faccia praticamente al secondo vicino. E poi un portagioie, è stato usato il suo portagioie? Sì, perché nel frattempo in 6 minuti sono entrati, hanno fatto quello che dovevano fare in camera, sono usciti, hanno malmenato i vicini e se ne sono andati. Tutto ciò in 6 minuti. Terribile. Terribile. I suoi vicini, quindi voi non eravate in casa, eravate fuori a mangiare la pizza, erano le 8 della sera e i suoi vicini al piano terra sono intervenuti, quindi insomma c'è stata una mobilitazione, sì, l'abbiamo chiamata così. Il fumo dell'antifurto, i fumogeni erano già partiti, quindi la gente da di sopra sono venuti giù perché pensavano a un principio di incendio, invece quelli da basso hanno sentito proprio i rumori che stavano sventrando la porta, le centraline dell'antifurto, ci hanno fatto macello. E lì c'è stata una doppia colluttazione? Fuori dal cancelletto sì, del mio giardino, perché scappando si sono trovati i miei vicini davanti, queste belle persone. Quindi il primo vicino è stato minacciato con una lama? È atterrato con un pugno perché stava salendo un piccolo gradino, vedendo dove metteva i piedi, questi gli hanno dato un pugno, è stato atterrato e poi si sono accaniti sulla testa con calci e pugni. Il secondo vicino è arrivato per dare una mano e poi è stato preso questo oggetto, insomma è stato ferito e poi sono andati via, insomma l'hanno lasciati perché erano troppo pericolosi. Mi conferma che sono stati tutti e due sono stati portati al pronto soccorso? Sì, uno in ambulanza, quello che era stato atterrato e l'altro è andato il giorno seguente. È andato via il giorno seguente, ieri mattina, è stato pronto soccorso ieri mattina. E questo è il secondo furto che voi subite in una settimana, fondamentalmente. Sempre voi o la palazzina? Il nostro appartamento, solo noi e basta. Solo noi. Siamo tornati da un viaggio
improvvisto, che siamo andati via mercoledì, siamo tornati domenica sera e abbiamo trovato la casa svaligiata la prima volta, domenica della settimana scorsa. E ieri sera si è riproposta la questione. Quindi probabilmente sono sempre gli stessi? No, non sono gli stessi, perché quelli dell'altra volta, nonostante mi hanno dilaniato la camera, hanno fatto le cose senza far danno. Cioè comunque spostando oggetti, mi hanno portato via tutto, spostando oggetti. Mentre quelli di ieri hanno spaccato, non avevano nessuna premura, a parte che avevano fretta perché erano partiti fumogeni, quindi non è che potevano stare dentro tanto, la visibilità era quella che era. Però quelli di ieri erano cattivi. Senta, voi adesso avete paura, molta paura? Sì, anche perché viaggiano all'imbrunire, questi stanno attenti che noi usciamo di casa e poi entrano e non se ne fregano di nessuno. Cioè, anche perché non è un ladro che spinge via e se ne scappa. Questi hanno avuto l'accortezza di mettersi lì a menare, cioè 2 persone che potevano andarsene e basta. Che cosa fare a questo punto? Alcuni mi dicono servono più telecamere. Allora, tipo davanti a noi vedi che c'è l'incrocio, non c'è un briciolo di telecamera, basterebbe qualche telecamera, ma non è che basterebbe, c'è tanta gente incontrollata. Io non voglio puntare il dito, però i carabinieri passano, ma sti poveri carabinieri, quelli sono, le pattuglie quelle sono, loro vengono, fanno il giretto, c'è da aver paura perché non abbiamo un controllo di niente, cioè non abbiamo tanti controlli dall'alto, parlo, perché, ripeto, i carabinieri passano e ripassano, però se vogliono si nascondono sotto la siepe e ti entrano quando gli par più comodo a loro, ecco. Signora, io la ringrazio per questa sua testimonianza. Teniamo sempre abbassata la telecamera in modo da non rendere riconoscibile la signora. Daniela, insomma, mi pare che il quadro, che il racconto della signora sia molto dettagliato. È caccia a questi banditi, le indagini sono a cura dei carabinieri. Tra l'altro, sempre domenica sera si sono registrati dei gravi episodi anche a Gorgo al Monticano, all'altezza del bar Roma. Probabilmente nel corso della giornata con Francesca Pezzo andremo anche a Gorgo al Monticano, dove un uomo si è trovato in casa i malviventi che gli hanno puntato addosso la torcia. Quindi insomma parliamo veramente di ladri senza scrupoli. Per il momento da via Auterive qui a Fontanelle è tutto. Con Francesca Pezzo ti restituisco la linea. Grazie davvero, grazie a Christian Arboit e Francesca Pezzo. L'avete sentito, comunque cittadini davvero esasperati per questi continui raid di ladri. Ci raccontava anche una signora qualche giorno fa: non siamo più sicuri in casa nostra. Ovviamente dicono, insomma, i controlli ci sono da parte delle forze dell'ordine ma non bastano. E poi avete visto, insomma, i vicini intervengono e vengono addirittura aggrediti, una situazione davvero che sta portando all'esasperazione la cittadinanza. Continueremo a parlare di furti e ne parleremo anche fra qualche minuto con un altro collegamento, perché ovviamente nessuna provincia viene esclusa da questi raid di ladri. Ma ora ci spostiamo a Padova perché c'è stato un gravissimo incidente questa mattina, incidente stradale in autostrada tra Padova Est e Dolo. C'è una persona che è deceduta, ce ne parla la nostra Valentina Visentini insieme a Cristian Rocca Allende. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dal casello stradale di Padova Est, dove fino a pochi minuti fa arrivava la lunga coda di auto per il grave incidente stradale che è avvenuto lungo la A4 poco prima dello svincolo con la A13 tra Padova Est e Dolo, più o meno all'altezza poco prima dell'area di sosta di Arino in direzione Milano. 2 auto articolati e una monovolume coinvolta che è rimasta schiacciata sotto il camion che trasportava olio alimentare. Purtroppo per la conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare, la donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma quando sono arrivati in autostrada i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare, era già deceduta sul colpo. Altri 3 i feriti, uno trasportato in elisoccorso a Padova, altri 2 in ambulanza a Dolo. Il traffico paralizzato con lunghe code che sono arrivate anche ad essere lunghe 12 chilometri fino a Padova Est. Alle nostre spalle ci sono ancora le auto della polizia stradale che pochi istanti fa hanno portato via l'ammasso di lamiere dell'auto e i 2 auto articolati coinvolti. È proprio la polizia stradale che con i suoi rilievi sta cercando da questa mattina alle 8 di ricostruire la dinamica di questo schianto che ha paralizzato la viabilità in un'arteria
ferroviaria, che è uno snodo fondamentale che unisce appunto varie province, Padova con Venezia e Treviso, e adesso la circolazione sta tornando alla normalità. Purtroppo il bilancio è quello di ancora una volta una vittima lungo le strade. Poi maggiori dettagli nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero anche a Valentina Visentin. Purtroppo dobbiamo registrare un altro grave incidente sempre questa mattina sulla superstrada pedemontana veneta all'altezza dell'ingresso del casello di Montebelluna direzione Vicenza. Una vettura con a bordo una famiglia di cinesi è stata tamponata da un'altra auto, l'impatto è stato violentissimo, la macchina dei cinesi è carambolata sulla carreggiata volando letteralmente sopra il guardrail. Sul posto per i soccorsi sono arrivati i sanitari del 118, 2 persone sono rimaste ferite, una donna in gravi condizioni è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Treviso, un uomo con l'ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Praticamente illeso invece il conducente della vettura che ha tamponato i cinesi, l'uomo ha rifiutato il ricovero, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. Rimaniamo e torniamo e continuiamo a parlare di cronaca, però ci spostiamo a Padova perché sono stati arrestati 2 giovani stranieri irregolari sul territorio. La polizia di Padova li accusa di numerose rapine. Giovani ma con un curriculum criminale già nutrito, fermati dalla squadra mobile di Padova 2 ragazzi, un 18enne tunisino e un 17enne egiziano, entrambi irregolari e senza fissa dimora, per una serie di rapine nel quartiere della Sacra Famiglia. Tra i casi che vedono coinvolti i 2, quello del 30 ottobre scorso, quando hanno fermato un 15enne che stava tornando da scuola, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni il telefono. Il giovane aveva chiesto che gli fosse restituito, ma è stato preso a schiaffi. Il 3 novembre, invece, è stata presa di mira una 65enne assalita alle spalle per strapparle il telefono, trovato poi in tasca al minore. Gli agenti della questura sospettano che il 17enne sia protagonista anche dello scippo di una borsetta ad una donna, bottino, il cellulare e 40 euro, oltre ai documenti d'identità. Dopo indagini, la polizia ha arrestato i 2 portando il maggiorenne nel carcere di Padova, mentre il minorenne al carcere minorile di Treviso. Al 18enne, inoltre, erano già stati contestati altri 2 episodi di rapina commessi la scorsa estate, quando era ancora minorenne, usando anche lo spray al peperoncino, entrambi nei confronti di 2 studentesse a cui è stato sottratto il cellulare. Alcuni telefoni sono stati recuperati e verranno riconsegnati ai proprietari. E ancora giovanissimi responsabili di atti violenti sono 4 minorenni individuati e denunciati dai carabinieri per aver rapinato lo scorso settembre un coetaneo dopo averlo circondato e minacciato. I fatti si sono svolti nella zona di Feltre. Nelle perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati anche gli indumenti degli indagati al momento della rapina, avendo ripreso da videocamere di sorveglianza, recuperato anche l'orologio che la vittima era stata costretta a consegnare ai malviventi, che nel frattempo era stato rivenduto. Ed ora invece ci spostiamo nel Vicentino e continuiamo con la cronaca. Oltre 90 anni di carcere, questa è la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di San Paolo del Brasile a 4 criminali che uccisero il vicentino Tommaso Lotto nel corso di una rapina finita male. A 12 anni dai fatti è arrivata la sentenza del processo per l'omicidio di Tommaso Lotto, il vicentino di 27 anni che fu ucciso a colpi di pistola a San Paolo del Brasile da una banda di rapinatori che tentarono di rubargli un orologio Rolex. Il Tribunale dello Stato brasiliano ha condannato in primo grado tutti e 4 gli imputati, complessivamente a 90 anni di carcere. Un quinto rapinatore coinvolto nella rapina finita male nel frattempo deceduto nel corso delle indagini. Tutti gli imputati sono stati ritenuti colpevoli a vario titolo dei reati di omicidio, rapina e ricettazione. Una difficile indagine a cui ha contribuito sostanzialmente la Procura di Vicenza, fornendo una serie di intuizioni corredate da dettagli tecnici che si sono rivelati fondamentali per ricostruire i fatti. Il giudice ha riconosciuto la banda colpevole anche di associazione a delinquere.
E continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia. Ha convalidato l'arresto per il ragazzo che ha coltellato il padre a Prodolone di San Vito al Tagliamento. Sarà trasferito dalla comunità dove era in carcere a Treviso. Il GIP del Tribunale ha convalidato l'arresto del ragazzo di 14 anni che nella serata del 15 novembre scorso a Prodolone, frazione di San Vito al Tagliamento, ha coltellato il padre al culmine di un litigio nell'auto di quest'ultimo. Secondo quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, l'adolescente sarà chiuso nel carcere minorile di Treviso. Per il momento si trova in una comunità protetta. Il ragazzo era presente al momento dell'udienza di convalida e, secondo quanto si è appreso, ha risposto alle domande che gli sono state poste ed è stato collaborativo. Intanto sarebbero in miglioramento le condizioni del padre, che è in via di guarigione dopo essere stato ferito con 4 coltellate. L'adolescente sarebbe un ragazzo molto studioso, con un alto rendimento scolastico, e nulla avrebbe mai fatto ipotizzare che potesse nutrire un rancore così profondo nei confronti del padre, tale da colpirlo con un coltello. I genitori sono separati da tempo e l'uomo si sarebbe ricostruito una nuova famiglia. Si tratta di persone molto note nella zona e tranquille. Rimaniamo in Friuli, ci sono degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Udine sulla tragedia del Natisone. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo in concorso. Sono 5 mesi che io purtroppo ho perso mia figlia, ancora che non so niente, cioè non mi do pace perché ancora non so cosa è successo, non so chi poteva salvare, chi poteva fare di più. A 2 settimane, giorno più giorno meno, dal termine di 6 mesi per la chiusura delle indagini sulla tragedia del Natisone, ci sarebbero importanti novità. A breve potrebbero arrivare le prime risposte che i familiari delle vittime attendono. Il fascicolo, aperto dalla Procura di Udine inizialmente contro ignoti per omicidio colposo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, inghiottiti dalle acque del fiume il 31 maggio dopo aver resistito abbracciati su un isolotto di Premariacco Beach, avrebbe ora degli indagati. Tante domande, perché non è stata fatta l'autopsia, per tante domande. Adesso vorrei capire perché ci hanno messo così tanto. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi di un supplemento di indagini, pertanto per fine mese il sostituto procuratore Letizia Puppa potrebbe chiudere questa fase e comunicare le eventuali richieste di rinvio a giudizio. Solo in quel momento si scoprirà quanti e soprattutto chi sono gli indagati per il reato ipotizzato. Sull'inchiesta vige il massimo riservo. La famiglia di Patrizia Cormos da tempo sollecita una risposta dagli inquirenti per capire cosa sia successo quel giorno nelle procedure di soccorso. La risposta che le indagini dovranno fornire è se c'è stata una falla nelle procedure previste dai protocolli di intervento per casi come quello del Natisone. In particolare i familiari delle vittime si attendono risposte sul perché non sia stato fatto intervenire l'elicottero del pronto soccorso regionale e si sia preferito attivare quello dei vigili del fuoco da Venezia. Non resta ora che attendere le comunicazioni ufficiali della Procura, che non dovrebbero tardare ad arrivare. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Non è possibile che in Italia è successo una cosa del genere, non è possibile che dopo 5 mesi io non so ancora niente. E torniamo nel Veneto, a Padova, una lunga vicenda giudiziaria che ha portato al risarcimento ai familiari di un paziente che aveva subito un doppio trapianto al di fegato ed era morto. I giudici hanno riconosciuto un errore di valutazione dei medici. Le cause dei trombi che hanno provocato la morte del paziente sarebbe stata la conseguenza di un primo trapianto errato con un fegato più grande di quello espiantato. Questa è la spiegazione data dalla 4ª sezione civile della Corte d'Appello di Venezia, che ha condannato l'azienda ospedaliera di Padova a risarcire la moglie e le figlie di un 54enne di Napoli morto nel luglio del 2015 per delle trombosi seguite ad un trapianto di fegato avvenuto qualche giorno prima. Per i giudici ci sarebbe un legame tra i fenomeni trombotici e l'intervento di trapianto e hanno così stabilito un risarcimento di 847.000 euro. L'organo trapiantato al 54enne napoletano affetto da gravi patologie al fegato era troppo grande. Dopo l'intervento durato 11 ore, il paziente ha avuto delle complicazioni che hanno portato ad un secondo intervento di ritrapianto. La situazione peggiora a causa di trombi alle gambe. Il paziente alla fine muore il 12 luglio del 2015. La famiglia fa un esposto che per ben 2 volte viene archiviato. Una consulenza e l'insistenza
l'insistenza della moglie del 54enne fa però arrivare il caso in appello e poi la sentenza che ritiene che la grandezza del fegato trapiantato fosse eccessiva rispetto a quello espiantato e che quindi abbia provocato le complicazioni e il decesso del paziente. Ed apriamo per un attimo la pagina politica perché vogliamo proporvi un sondaggio che riguarda proprio la politica, riguarda le elezioni in Emilia e in Umbria. Possiamo dire un 2-0 per il centro-sinistra e noi vi chiediamo, dunque lo vedete, Emilia e Umbria, allarme per il governo? Se voi siete d'accordo potete rispondere sì, 0422 16 26 691, se invece volete rispondere di no, in rosso 0422 16 26 690, l'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione di prima serata al Ring a partire dalle 21. Potete ovviamente iniziare già a votare anche da ora. Dunque invece torniamo a parlare di cronaca, l'avete sentito ieri nei nostri telegiornali, il gravissimo incidente che ha visto coinvolte due volanti della polizia in zona Monte Mario a Roma. A perdere la vita è stato un agente trevigiano, Amar Kudin, di 32 anni, un atleta, era un rugbista, aveva militato davvero in tantissime squadre sia nel Veneto ma anche nelle Fiamme Oro, aveva anche vestito la maglia azzurra nell'Under 20 e intanto questa mattina c'è stata davvero commozione ed un ricordo commosso per Amar Kudin, l'agente scomparso durante le celebrazioni a Roma per i 70 anni delle Fiamme Oro. Ricordo Fiamme Oro dove Amar aveva militato. Con un minuto di silenzio e un lungo applauso durante la cerimonia, anche un videomessaggio di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, che ha voluto ricordare l'agente esprimendo ai familiari la più sentita vicinanza della Polizia di Stato per la tragedia avvenuta mentre l'agente prestava servizio a Roma. Dunque una notizia che ha sconvolto l'intera Marca, l'intero Veneto, ma l'Italia intera, perché lui era conosciuto davvero a livello nazionale per lo sport che lui praticava, per aver davvero militato in tante squadre. Quindi ripercorriamo quel tragico giorno di ieri all'alba, quando le due volanti si sono scontrate. Sono da poco passate le 4 del mattino a Roma, in zona Monte Mario il silenzio viene squarciato da uno schianto violentissimo. Due volanti in servizio si sono scontrate. La scena che si presenta ai primi soccorritori è terribile, incastrati tra le lamiere 4 poliziotti. Per Amar Kudin, originario della Croazia ma residente da anni a Paese, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i colleghi che guardano increduli la tragedia delle due volanti. Una stava correndo per sedare una rissa, nell'altra, dove si trovava la vittima, c'era anche una persona fermata perché sospettata di aver messo a segno dei furti. I 3 poliziotti ed il fermato sono stati portati in ospedale in codice rosso, una dinamica ancora al vaglio della polizia locale. La notizia della morte di Amar inizia a girare, raggiunge il trevigiano. Amante della divisa, il 32enne era un rugbista professionista, aveva militato nel Veneto in squadre come il Paese, il San Donà di Piave, il Benettone ed il Mogliano. Un destino crudele. Amar presto sarebbe tornato nella Marca, aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento. A dicembre avrebbe potuto essere in forza la questura di Treviso. Dovremmo avere un piano di potenziamento di più 15 agenti e 2 ispettori, questa è la previsione, e quindi a dicembre lui poteva essere uno che aveva un sostegno in più. Voleva stare vicino alla mamma, vedova di guerra, e alla sorella che abitano a Paese a pochi passi dal municipio. E poi il sogno, quello più bello, voleva sposarsi presto con la fidanzata residente a Canizzano. Tanti sogni e progetti, tutto si è fermato lungo quella strada all'alba durante il servizio. Abbiamo perso un collega, spiega Casagrande, aveva scelto di stare in volante per dare una mano ai cittadini. Una fatalità, non possiamo, 2 interventi sicuramente distinti e separati, e l'incrocio probabilmente bisogna vedere le dinamiche, tutto quanto al vaglio di chi sta seguendo le indagini del caso e capire come mai su un incrocio, quello che poi c'è stato questo scontro tra 2 macchine in servizio. Tanti messaggi di cordoglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Sotto shock è la comunità di Paese, dove il 32enne aveva vissuto fin da bambino. Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Paese un profondo cordoglio ai familiari dell'agente Amar Kudin,
tragicamente deceduto questa notte in un fatale incidente. Esprimo anche la mia vicinanza ai colleghi feriti e a tutto il corpo di polizia. E ovviamente tantissimi messaggi di cordoglio arrivati tra ieri ed anche oggi, e davvero tanta commozione, tanto dolore da parte degli allenatori, dei presidenti della società dove lui aveva militato. Noi ne abbiamo sentiti alcuni. Sul tavolo la maglia con il numero 2 è quella di Amar Kudin, che oggi i compagni di squadra del paese e i dirigenti della società stringono forte come a non volerlo lasciare andare. Troppo dolore, una famiglia, quella del paese rugby, che non riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Personalmente lo conoscevo veramente da bambino. Mio papà è stato il suo primo allenatore storico e ha giocato con noi dagli 8 anni fino all'anno scorso. Lo aspettavamo che a breve potesse tornare con noi. L'anno scorso, nonostante prestasse servizio a Roma, aveva voluto giocare con il paese arrivando dalla capitale prima delle partite. Questa notizia è drammatica, sì, per noi, per la società, per i suoi compagni, penso anche per la comunità di paese, perché è una famiglia molto conosciuta qui a paese. La voce si incrina, le lacrime si fermano in gola. Sapere che un ragazzo, tra l'altro, lui doveva sposarsi fra un po' e aveva un suo compagno di squadra che doveva fargli da compare, quindi capisci che oltre all'aspetto agonistico, l'aspetto sportivo, c'era quello umano lui era molto stimato e conosciuto in tutto il paese. Purtroppo la telefonata di questa mattina è stata terribile e non si hanno tante parole. Ricordo Amar come un ragazzo splendido. Aveva giocato anche con la maglia della nazionale, con le Fiamme Oro e poi con il paese, il Mogliano, il San Donà di Piave e il Benetton Rugby. Un ragazzo molto disponibile, tranquillo, aveva il senso del dovere, un ragazzo che alla fine era ben voluto da tutti proprio per il suo carattere e la sua disponibilità. È stato un ragazzo che abbiamo voluto, avevamo richiesto da Rugby Paese perché venisse a giocare qui nei nostri giovanili, da dove dopo è partito per tutto il suo percorso di giocatore seniores. E che dire, è stata una notizia tragica veramente. Uno di quei ragazzi che vorresti avere sempre in squadra, disponibile, educato, rispettoso delle regole. Si stava creando un futuro oltre allo sport. Fra 15 giorni il paese scenderà in campo con il lutto al braccio, ma la Federazione Italiana Rugby sta già pensando ad iniziative per ricordare Amar. E sui social, da parte delle squadre, dei compagni, tanti messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. E dopo il dolore ora è iniziato il momento delle indagini, si lavora per ricostruire l'esatta dinamica di questa tragedia. I 2 conducenti delle auto della polizia sono stati sottoposti ai test di rito e le vetture sono state sequestrate. Oggi, secondo quanto si è appreso, verrà inviata una prima relazione in procura con le conclusioni dei rilievi svolti sul funzionamento del semaforo. Si lavora anche per acquisire le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona e quelle dell'auto della polizia come atto dovuto. I 2 agenti che si trovavano alla guida delle volanti potrebbero essere iscritte nel registro degli indagati. È un atto dovuto, il fascicolo è aperto per omicidio e lesioni stradali. Queste dunque le notizie di cronaca per ricostruire quanto avvenuto. Ovviamente vi daremo ulteriori notizie proprio nel corso di dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 nel Veneto, anche per sapere quando sarà l'ultimo addio a questo davvero giovane giocatore che si stava ricostruendo una vita. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo nuovamente in studio e torneremo con la cronaca e con tante altre notizie. Siamo tornati nuovamente in studio, ora parliamo del maltempo perché insomma annunciato e previsto il tempo freddo, temperature anche sotto lo 0 dalle prossime ore e anche prevista un po' di neve. Sentiamo che cosa ci raccontano. Assessore Venturini, il Comune ha deciso di attivare il piano freddo viste anche le temperature che ormai sono già abbastanza rigide.
Come ogni anno con l'arrivo del freddo il Comune avvia appunto il progetto Piano Freddo, 20 operatori a disposizione dell'utenza che vive sulla strada, che garantisce 35 posti di accoglienza presso la Casa dell'Ospitalità e unità di strada che gira tutta la notte tra Venezia e Mestre per garantire sostegno, accoglienza e monitoraggio dell'utenza che invece sceglie di restare sulla strada e non vuole essere accolto in dormitorio per 1000 motivi. Parliamo di un'utenza alle volte complessa e complicata e quindi è anche importante avere più servizi a loro disposizione. Sono circa un centinaio le persone che intercetteremo durante questa emergenza freddo, che sono le persone che vivono in strada, nei portici, negli angoli, nelle panchine, nei giardini e che ovviamente col freddo sono particolarmente a rischio. E questo servizio prevede ovviamente 20 operatori a loro disposizione, un investimento importante da parte dell'amministrazione comunale, con una novità quest'anno: più giorni, quindi finirà il 21 marzo, partirà il 1 dicembre, anche se da qui al 1 dicembre abbiamo potenziato i servizi di unità di strada perché inizia a essere freddo, e poi la figura di un tutor che accompagnerà durante queste accoglienze le persone all'accesso ai servizi sanitari o per fare i documenti o per andare all'INPS o per altre situazioni di bisogno, perché lo scopo non è solo offrire un letto e un posto caldo, ma è offrire anche un percorso di inclusione e di accoglienza. Sono 28 le persone senza dimora che nell'ultimo triennio dalla strada sono transitate a un'autonomia abitativa grazie a un progetto sperimentale dell'amministrazione comunale. Questa amministrazione negli ultimi 9 anni ha triplicato gli investimenti a disposizione delle situazioni di vulnerabilità, perché riteniamo che risolvere e aiutare questo tipo di utenza migliori anche la situazione in città, migliori anche per tutti la situazione anche nelle strade e nei condomini. Quindi un intervento importante. Interessante anche vedere come tra questi 20 operatori che durante questi 110 giorni lavoreranno in strada e in struttura, 5 sono persone senza dimora che vengono da un dormitorio e che sono state contrattualizzate, quindi iniziano a fare un percorso lavorativo e daranno un servizio a tutte le persone che sono sulla strada. Perché questo? Non solo per dare un aiuto a loro, ma perché sono persone che conoscono meglio di tutti gli altri i bisogni e anche il modo di comunicare con questo tipo di utenza. Quindi avere persone ex senza dimora che vengono appunto contrattualizzate per dare un'assistenza anche alle persone su strada. Ecco, infatti spesso negli ultimi anni il Comune, anche non solo per quanto riguarda il piano freddo, ma ha proprio attuato questo sistema di aiuto, ovvero sì, diamo la possibilità di un letto, di un pasto, però anche la possibilità di potersi includere e magari iniziare anche esperienze lavorative. Sì, uno sportello lavorativo è sempre attivo per questo tipo di utenza. Lo scopo è appunto non solo far sedere le persone, dare una coperta e un pasto caldo. In alcuni casi è vero, puoi fare solo quello perché l'utenza è particolarmente complessa, ci sono anche situazioni di età avanzata, di disabilità, di malattia, ma chi può, chi è ancora insomma giovane e ha la possibilità di riscattare la sua vita, lo sproniamo a farlo, perché lo scopo non è appunto accompagnare perennemente in un assistenzialismo che non è virtuoso, ma garantire a queste persone anche una seconda chance nella vita, ovviamente con tutti gli aiuti del caso, però l'importante è farlo presto, perché più una persona resta in quella condizione o in strada o in dormitorio o in situazione di bisogno, ecco, perde progressivamente la capacità poi di rimettersi in gioco. Lo scopo nostro è intervenire il prima possibile e provare a aiutare questa persona a rimettersi sui binari ovviamente lavorativi e binari dell'autonomia abitativa. Sono molti progetti oggi in essere che si rivolgono a un'utenza fragile, che è sulla strada o a rischio di finire sulla strada, offre a loro un percorso lavorativo con i lavori di pubblica utilità, i lavori socialmente utili, e poi li accompagna anche in percorsi di autonomia abitativa, in alcuni casi in situazioni di co-housing ovviamente, perché poi dare una casa a una persona che non è capace di gestirla sarebbe anche inutile o dannoso, e vengono accompagnati e monitorati da personale e operatori qualificati in questo percorso. Ecco, 30 persone negli ultimi anni sono riusciti a transitare dalla strada a una situazione di lavoro e di autonomia abitativa, e credo che sia un numero piccolo se lo guardiamo nel contesto italiano, ma molto significativo perché è uno dei progetti meglio riusciti a livello europeo. Ecco, su questi numeri ringraziamo l'assessore Venturini. Ricordiamo, il piano freddo sarà attivato dal 1 dicembre al 21 marzo 2025. Grazie davvero alla nostra Ilaria Marchiori. I piani freddo che verranno ovviamente promossi ed organizzati in diverse città proprio per aiutare le persone che si trovano in difficoltà dal 1 di dicembre, l'avete sentito a Venezia, freddo che però è in arrivo perché
È previsto già per oggi l'arrivo di una prima perturbazione, tra mercoledì e giovedì invece ci sarà un calo termico invernale con pioggia e possibili nevicate anche a bassa quota, e poi il tempo migliorerà da venerdì. E cambiamo completamente argomento, andiamo a Padova, al via Larcella la demolizione attesa della casetta Berta. L'ATER realizzerà 2 alloggi destinati alla vita indipendente di persone con la sindrome di Down. Sentiamo dunque la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto, che sono stati sul posto con il presidente di ATER Padova. Ci troviamo in via Cardinal Callegari, nel cuore dell'Arcella, con il presidente di ATER, che ringraziamo, Tiberio Businaro. La demolizione di casetta Berta è un po' un simbolo. Per anni casetta Berta è stata occupata dai centri sociali, lo sgombero. Adesso ATER ne realizzerà un progetto nuovo, innovativo e anche molto interessante. Di che cosa si tratta? È un progetto che noi abbiamo accolto, ci avevano proposto delle associazioni, per noi non potevamo non rinunciare a questa opportunità e la possibilità di realizzare 2 alloggi per l'inclusione sociale, per rendere autonomi delle categorie sociali deboli. Stiamo parlando di portatori di handicap, stiamo parlando di sindrome di Down. Quindi ci saranno dei ragazzi che potranno trovare una propria autonomia, un'inclusione sociale, accompagnati da associazioni, 2 bei appartamenti, addirittura con degli spazi comuni, progetto meraviglioso. Ecco, voi sarete seguiti dalle associazioni in questo progetto. Quali saranno i tempi per la realizzazione di un fabbricato che tra l'altro è un fabbricato che ovviamente è innovativo, quindi con tutti i canoni di efficienza con cui si costruisce adesso? È inserito proprio nel Pinqua, che è per la qualità dell'abitare, dove ci saranno anche investimenti importanti. Cito anche via Cabrini, 65 appartamenti, 10 edifici, 65 alloggi efficientati, e anche questo avrà queste caratteristiche appunto dell'efficientamento energetico, una qualità dell'abitare innovativo, quindi con il fotovoltaico, con tutto quello che oggi può aiutare per vivere meglio. Quali saranno i tempi di realizzazione del fabbricato? Probabilmente saranno all'incirca un anno, 12 mesi. Ed ora torniamo a parlare di furti. Come vi avevo annunciato all'inizio di questa prima edizione, furti davvero in tutta la regione e continui, poi ovviamente un fenomeno che sta aumentando anche in vista poi delle festività natalizie, come sappiamo, però c'è davvero la gente esasperata. E noi rimaniamo però a Padova per parlare proprio dei furti. Provincia di Padova, i ladri non risparmiano nemmeno i patronati. Sentiamo. E mi sono imbattuto con una porta aperta che la sera avevo trovato chiusa e un'altra che va verso l'esterno, anche quella aperta. In quel momento ho alzato lo sguardo e vedevo la sagoma di una persona che si dava alla fuga, per cui il malvivente era ancora qui dentro e non sono riuscito ad acciuffarlo, ma mancava poco. Il ladro in fuga all'interno del patronato e tantissimi danni. Don Saverio Turato, parroco di Arzergrande, si è trovato faccia a faccia con il ladro domenica mattina, prima della messa. Il sacerdote nella notte aveva sentito l'allarme e si era alzato per controllare, ma sembrava tutto in ordine. La mattina dopo però la scoperta non solo del furto, ma anche dei vandalismi. Il ladro forse si era nascosto all'interno e vi è rimasto per tutta la notte. Con un estintore ha infranto i vetri delle porte delle varie stanze, poi ha forzato il registratore di cassa del bar per rubare i soldi all'interno, un bottino di nemmeno 50 euro. Poi la fuga in ciabatte dopo aver fatto anche colazione. Don Saverio, sotto shock dopo l'omelia, ha raccontato l'episodio ai parrocchiani che hanno subito deciso di aiutarlo a sistemare il patronato. I danni sono tanti perché le porte sono attrezzate di vetri un po' speciali, per cui adesso sono tutti da ripristinare. Vediamo il lato positivo di questa esperienza, nel senso il dolore mio e anche della comunità, perché è un qualcosa, non dico di sacro, però importante, perché è un punto di riferimento della nostra parrocchia di Arzergrande, soprattutto la domenica mattina, e si sono prodigati così subito nel riordino dei locali, degli ambienti, perché immaginate schegge di vetro ovunque e tante cose in disordine, per cui ecco, sono stati davvero molto bravi.
Da Padova ci spostiamo nel Trevigiano, nell'auto con il registratore di cassa appena rubato. Per questo un 48enne è stato arrestato dai carabinieri a Spresiano. Il colpo si era consumato poco prima a Villorba. Con sé aveva un registratore di cassa con dentro circa 105 euro e un attrezzo da scasso. Il 48enne, fermato in auto in via Galvani a Spresiano nel corso di un controllo disposto proprio per il contrasto ai furti. Il fermo poco dopo le 2 del mattino. Alla guida di una Polo c'è l'uomo italiano e residente a Treviso, già noto, anzi notissimo, alle forze dell'ordine, con diversi precedenti anche specifici. Quasi contemporaneamente i carabinieri vengono chiamati anche per un'effrazione in un'azienda di Villorba, la rigomma di via Postioma. La vigilanza privata segnala la porta scassinata e la scomparsa del registratore di cassa con all'interno 104 euro e 69 centesimi. Non ci sono dubbi, scatta l'arresto. Il 48enne viene portato negli uffici della sezione radiomobile per ulteriori accertamenti in attesa di direttissima. Si tratta di capire se ci sono altri complici e ulteriori furti a lui riconducibili. Per il sindaco di Spresiano la speranza è solo una. Questo arresto è il frutto del costante lavoro che le forze dell'ordine svolgono nel nostro territorio. È chiaro che però adesso la giustizia deve fare il proprio corso e quindi basta impunità, basta scarcerazioni veloci e che la pena sia quella prevista e che sia effettivamente certa. Continuiamo a parlare di furti, andiamo a Rossano Veneto. Le segnalazioni dei cittadini e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito alle forze dell'ordine di individuare e fermare la vettura utilizzata da una banda di ladri che ha colpito nell'intero territorio. Per noi lo vedo già sullo schermo il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, con me c'è il vice sindaco e assessore alla sicurezza Paolo Trentini. Come dicevi appunto questa vettura è stata individuata nelle ultime ore, ci racconta i fatti, assessore. Sì, ieri sera intorno alle 18 dal nostro impianto di videosorveglianza distribuito su tutto il territorio comunale sono scattati gli allarmi, identificata l'auto dei malviventi, ha dato il via a un'operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale che ha fatto sì che si sia ristretto il cerchio intorno a questa vettura, costringendo i ladri all'abbandono dell'auto e alla conseguente fuga a piedi. Quindi i ladri sono scappati ed è la cattiva notizia. La vettura è stata trovata, all'interno si sa cosa c'era, si può sapere? Non risulta che ci sia stata refurtiva all'interno, forse perché avevano appena iniziato ad operare, probabilmente ci saranno stati dentro arnesi, questo non mi è stato detto. Certo è che le segnalazioni fatte dai nostri concittadini, purtroppo ahimè derubati o che hanno subito il tentativo di furto, le loro segnalazioni hanno permesso alle forze dell'ordine di arrivare a questo risultato, che non è definitivo, ma si auspica che possa portare a una felice conclusione. È un primo passo, insomma, un segno importante della collaborazione tra i cittadini, gli occhi dei cittadini, gli occhi delle telecamere e poi l'opera delle forze dell'ordine. Però un pensiero anche a questi cittadini, una decina colpiti nel territorio di Rossano. A loro va la nostra più totale solidarietà a nome mio, a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale, perché quando qualcuno, io stesso ho subito un furto qualche anno fa, quando qualcuno ti entra in casa la sensazione di impotenza e di proprio violazione non solo della tua privacy ma del tuo posto protetto è un qualcosa di devastante che ti rimane dentro. L'autunno e l'inverno però sono appena all'inizio, quindi con questi ancora in fuga purtroppo ci potrebbe aspettare qualche altro episodio. Guardi, purtroppo sì, noi ce la mettiamo tutta per cercare che queste cose non avvengano, però non è che abbiamo la sfera magica per poter fermare, magari si potesse fare, ecco. Però è importante che già con questi occhi almeno questa vettura sia stata trovata, un primo segno di attenzione che va direttamente ai malviventi. Grazie al vice sindaco assessore alla sicurezza Paolo Trentino, Alessandro Costa Curta la parte tecnica, da Rossano Veneto è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Mirko Cavallin. Noi continuiamo a parlare di furti, rimaniamo sempre nel Bassanese perché sull'onda dei furti che ha colpito il Bassanese abbiamo raccolto la voce del sindaco di Nove, Luca Rebellato.
Anche a Nove, venerdì hanno colpito su un paio di famiglie, una nel quartier Brenta e un'altra nella zona sud del nostro territorio. Mi sono attivato ancora con il comando dei carabinieri locali per cercare di intensificare e con il comandante Menta abbiamo condiviso un programma di pattugliamento del territorio nelle ore serali e le prime ore notturne, periodo in cui c'è la maggior presenza di questi atti. Cosa fare? Avvisare le famiglie nel cercare di lasciare qualche piccolo segnale che ci sia presenza all'interno, perché almeno quello è un piccolo deterrente. Accendere le luci, cercare di essere, tra virgolette, in qualche maniera dimostrare la propria presenza. Non è semplice perché siamo sorvegliati, siamo presi di mira, le forze che abbiamo cercato di mettere in campo sono purtroppo limitate e quello che vorremmo è comunque l'aiuto dei cittadini nel segnalare qualsiasi tipo di movimento che vedete all'esterno. Auto sospette, persone sospette, chiamate i carabinieri e vedrete che loro intervengono nell'immediato. Ondata di furti anche nel comune di Due Ville, il comune però si è attrezzato con 2 iniziative. Lo scenario è sempre lo stesso: serramenti scassinati, case messe a soqquadro, fuga attraverso i campi o a bordo di automobili guidate da un complice. Anche Due Ville non è immune dai furti in abitazione. Succedono di mattina, di mezzogiorno, succedono la sera, appunto, all'imbrunire dalle 6 alle 7, ma anche per frazioni di tempo cortissime. Cioè la sensazione di disagio dei cittadini nasce dal fatto che assenza di 20 minuti si trovano poi in casa, la casa devastata. E così cresce l'insicurezza, aumentano l'insofferenza e la frustrazione per la violazione della propria intimità domestica, oltre che per i danni. Le forze dell'ordine, nel caso di Due Ville e i carabinieri, avevano allertato sulla possibile recrudescenza dei furti nel periodo autunnale e verso le festività. Che a me arrivano segnalazioni, io le ribalto come giusto che sia loro e loro stanno facendo l'impossibile. Il fatto è che poi i cittadini si trovano con le case aperte. Prevenire il fenomeno è però possibile grazie a 2 iniziative. In attesa dell'attivazione effettiva del controllo di vicinato in accordo con la prefettura, c'è già chi vigila sul territorio. Abbiamo messo in piedi una convenzione con i carabinieri in congedo di Quinto Vicentino che 2 volte alla settimana, serate a tema, di solito un sabato e un altro pomeriggio, escono diverso sera, hanno la loro camionetta, i lampeggianti, hanno la tuta e fanno osservazione del territorio. Il Comune inoltre ha incentivato l'installazione di impianti di allarme a canone calmierato per tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Nei 60 euro c'è l'installazione dell'impianto antifurto e dura 3 anni, poi alla fine del 3° anno, lo dico bene, c'è la possibilità di riscattarlo con un prezzo bassissimo, poche centinaia di euro, quindi uno diventa titolare di quello che è l'impianto. La cosa interessante, dicevo, è che in questi soldi, in questi 50 euro, c'è la chiamata in caso di effrazione e l'uscita della vigilanza armata. Infine un appello ai cittadini per le segnalazioni. Fate bene, scrivetelo sulla pagina del comune su Facebook, però dovete segnalarlo alle forze dell'ordine e fatelo in tempo reale. E chiudiamo con il Trevigiano, questa ampia pagina dedicata ai furti, purtroppo davvero tantissime le segnalazioni che ci arrivano. Andiamo a Valdobbiadene che schiera i suoi volontari di protezione civile AVAB e ANA. In quest'ora è in corso la verifica per mettere i volontari nelle condizioni di operare nella piena legittimità. Sto valutando assieme agli uffici e assieme alla protezione civile del comune la possibilità di integrare anche con pattuglie di volontari di protezione civile il controllo del territorio. La seconda lettera arrivata sul tavolo del prefetto di Treviso Angelo Sidoti nella giornata di sabato porta la firma del sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, ricalca le preoccupazioni già espresse dal collega di Farra di Soligo Mattia Perencin, altro comune bersagliato dai ladri, e riporta le medesime richieste, più forze dell'ordine in campo contro i furti. Abbiamo una stazione locale dei carabinieri che pattuglia il territorio, ma evidentemente ha bisogno di un supporto perché Valdobbiadene, insomma, sono 62 km quadrati solo Valdobbiadene, è difficile da pattugliare. Valdobbiadene ha potenziato i controlli diurni della locale nell'ora di punta, 17, 19 e 30, ma in queste ore potrebbe arrivare il via libera per arruolare anche i suoi volontari di protezione civile, AVAB e ANA. Già solo la possibilità di muoversi con i mezzi, con
le luci blu accese o spente è assolutamente una cosa da valutare, non è da sottovalutare. La disponibilità da parte dei volontari mi è già stata data da subito. Quello che sto verificando con gli uffici competenti è mettere nelle condizioni i volontari di operare nella piena legittimità. Palpabile la tensione nel paese, bersagliato dai ladri ancora durante la vendemmia, con cantine e agriturismi presi di mira. Ora l'obiettivo sono le case. Quotidianamente sono centinaia i messaggi, le telefonate o i colloqui fatti con i cittadini che lamentano giustamente questo problema che colpisce tutti indistintamente. È il collega Boff a dare la notizia dell'integrazione di altri 22 agenti di polizia stradale nella Marca. È una goccia, ma tutto può servire. Il commento del primo cittadino. Ed ora parliamo invece di anziani. Qual è la situazione dei servizi dedicati agli anziani in Veneto? A questa domanda ha cercato di dare una risposta l'indagine dell'Università di Venezia su un questionario inviato dai pensionati della CIA regionale ai 563 comuni veneti, e tra le proposte anche una legata all'autonomia, portare in tutta Italia i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, i LEP, come quelli delle regioni a statuto speciale. Attualmente noi, stando ai dati, verifichiamo che nelle regioni a statuto speciale viene speso di più da parte dei comuni per i cittadini più anziani. Allora, interveniamo perché ci sia uniformità. Non si vuole questo attraverso l'introduzione dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni. Bene, attraverso l'autonomia differenziata si può arrivare anche a questo. Questa è la proposta a provocazione della vicepresidente dell'Associazione Comuni Veneti all'incontro organizzato dai pensionati della CIA regionale sullo stato delle prestazioni sociali fornite agli anziani dalle amministrazioni comunali. Un dibattito partito dallo studio del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, iniziato da un questionario inviato dall'Associazione degli Agricoltori ai 563 comuni del Veneto, che ha fotografato una popolazione sempre più anziana. Secondo lei entro il 2030 è vero che un terzo della popolazione veneta sarà over 65? Sì, queste sono le proiezioni ufficiali da Istat. Se si va a vedere chi sono questi ultra 65enni che vivono soli, la maggior parte sono donne che hanno caratteristiche diverse dagli uomini, perché una ampia letteratura fa notare come arrivino alla età anziana con risorse economiche più basse e anche con caratteristiche di salute diverse rispetto a quelle degli uomini, quindi anche i servizi dovrebbero essere indirizzati verso necessità diverse dell'utenza. Offerta di servizi già ora in difficoltà rispetto alla richiesta e con profonde differenze tra territori. I comuni più piccoli fanno più fatica ad offrire servizi socio-assistenziali e il secondo risultato che è emerso è che è fondamentale per appunto garantire una maggiore offerta di questi servizi la collaborazione dei comuni con le associazioni di volontariato. Dati particolarmente allarmanti per i comuni del Polesine e del Bellunese, dove la mancanza di servizi porterà sempre più allo spopolamento di piccoli centri e della montagna. Occorrono quindi risorse per il sociale, ma per gli agricoltori di CIA anche occasioni di reddito per gli anziani ancora attivi, magari reintroducendo i voucher. Attraverso uno strumento come la Galvace, che è uno strumento molto semplice, molto, pronto all'utilizzo, invece si è fatta una scelta diversa e abbiamo visto che anche questa parte lavoro oggi non viene impiegata, e se viene impiegata non ha tutele perché spesso viene impiegata in maniera non corretta. Avete sentito, abbiamo parlato di servizi agli anziani, ma parliamo anche di qualità della vita nelle città. Andiamo a vedere quella di Treviso, perché perde 3 posizioni nella classifica d'Italia Oggi sulla qualità della vita. Scende al 21° posto il presidente della provincia Stefano Marcon, però commenta questo risultato dicendo: qualità della vita comunque buona, restiamo tra le migliori province. La provincia di Treviso continua la sua lenta e inesorabile discesa nelle posizioni in classifica tra le città prese in esame per qualità della vita. Diversi gli indicatori, dall'ambiente all'abitabilità, alla qualità dell'aria, il sistema sanitario. Treviso continua a scendere. Era al 9° posto nel 2018, salita in 7ª posizione nel 2019, dal 2020 in poi in caduta libera fino al 21° posto. A commentare la notizia il presidente della provincia Stefano Marcon. Abbiamo da lavorare nell'ambito della istruzione, nell'ambito del turismo e della cultura. Ecco, sì, è vero, l'istruzione paga il dazio
del calo demografico. Credo che alcune note positive arriveranno nella prossima classifica, cioè quando si vedrà alcune opere di edilizia scolastica, per esempio di diretta competenza della provincia, essere realizzate. Tra gli indicatori più negativi il livello registrato di polveri sottili, il numero di posti letto in ospedale in rapporto alla popolazione e il dato scuola con il nodo delle strutture e il tasso di scolarizzazione. Migliora l'ambiente più 4 punti. Marcon rilancia su rifiuti e sicurezza, indicatori che hanno visto conferme e miglioramenti. Questa classifica, mi ripeto, conferma quei dati lì e quindi è una delle province più sicure d'Italia, anche grazie ad azioni che hanno fatto gli enti. Da ultimo ricordo per esempio nella gestione dei PNRR, un protocollo assieme a Guardia di Finanza rende sicuri gli investimenti qui da noi. Destino tutto trevigiano, se è vero che le altre province migliorano e mantengono la loro posizione. Su Treviso Marconi insiste, il bicchiere è mezzo pieno. Se lo dice la classifica stessa, sono 4 le categorie, oppure buona, accettabile, discreta e insufficiente. Noi siamo nella parte buona e quindi la classifica stessa ci dice che la provincia di Treviso è ancora tra le migliori d'Italia. Ed ora invece guardiamoci insieme le suggestioni e le atmosfere uniche alla mostra di Brassai. La Senna e la Brenta, 2 specchi che raccontano la bellezza e la storia di Parigi e Bassano, 2 fiumi che nel loro scorrere hanno saputo cullare i sogni di artisti, di romantici e di coraggiosi e custodire i segreti di 2 anime mai così vicine come adesso. Ad accorciare le distanze e limare le differenze tra le 2 città, la macchina fotografica di Brassai, i suoi scatti, la sua capacità di fermare l'attimo e raccontare un mondo senza convenzioni. Brassai a Bassano è una mostra che sta entusiasmando visitatori e appassionati, immersi nelle suggestioni dei suoi scatti. E a proposito di suggestioni, chissà cosa avrebbe fotografato Brassai qui, nella città degli Alpini, di Jacopo da Ponte, di Alberto Parolini e di tanti altri personaggi illustri. Se fosse venuto a Bassano non avrebbe avuto problemi, ad esempio, a mettersi davanti al ponte e a calarsi nella storia che emerge dal ponte. Avrebbe pensato ai proiettili che fischiano e che passano sopra la testa delle persone, alle esplosioni, alle bombe, e avrebbe sicuramente scattato una foto drammatica ma bella. Io avrei visto lui immortalare sicuramente in una serata di nebbia il nostro simbolo, cioè il ponte degli Alpini. Ciò che mi piacerebbe fare durante questi mesi di esposizione sarà, assieme ad opere estate o ad altri spettacoli, creare un contorno che richiami in diversi punti della città quello che sta avvenendo all'interno del Museo Civico. Bassano è forse una piccola Parigi per la bellezza dei suoi scorci, la presenza del fiume con i ponti. Diciamo che le analogie possono essere tante. Infinite foto da immaginare, ma intanto godiamoci le oltre 200 reali, vivide, pronte a regalare uno spettacolo che seduce e rapisce. Vi ricordo, giovedì Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9:45 le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute a Venezia. Alle 10 ci collegheremo con la Basilica per la messa solenne presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che trasmetteremo integralmente. Appuntamento dunque da non perdere giovedì alle 9:45 su Antenna 3. Prima di andare in pubblicità vi ricordo il sondaggio che vi abbiamo proposto noi oggi, che lo vedete riguarda le elezioni. Emilia e Umbria, allarme per il governo, tutti e 2 sono andate al centro-sinistra. Se volete rispondere sì, 0422 16 26691, se invece volete rispondere no, in rosso 0422 16 26690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera in prima serata. Ed ora la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Ora vi presento le ospiti che si sono collegate con noi, che sono Francesca Gislon, avvocata del Foro di Padova. Intanto buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie. E Stella Di Bartolo, che è lo stesso un'avvocata, ma è anche presidente di Telefono Rosa. Buongiorno. Buongiorno. Allora io partirei facendovi vedere, perché poi lo commentiamo, parleremo di violenza alle donne, parleremo di codici rosso, parleremo di un fenomeno che continua ad esserci, tante le iniziative che si stanno mettendo in campo, le istituzioni, la rete per cercare di arginare questo fenomeno, ma prima partirei con la presentazione ieri a Roma della fondazione di Giulia Cecchettin, con la commozione del papà Gino, ma anche con le parole shock che vorrei poi commentare con voi del ministro Valditara, che ha collegato l'aumento delle violenze all'immigrazione illegale e immediato ovviamente le reazioni alle parole del ministro, che è stato criticato sui social. Vediamo insieme. Oggi iniziamo da Giulia. Giulia Cecchettin, con la fondazione che ne porta il nome, spalanca le porte del Parlamento nel giorno del primo anniversario del ritrovamento del corpo. La tragedia che ha strappato la vita a Giulia nel fiore degli anni diventa un'arma potente contro la violenza di genere. Inizia così, con la presentazione della fondazione in collegamento con il Parlamento europeo e le scuole, il cammino del Parlamento verso la giornata del 25 novembre. In collegamento i fratelli di Giulia, Davide ed Elena. In questa sala non ci sono differenze ideologiche. Siamo qui per condividere con azioni concrete, attraverso la fondazione intitolata Giulia Cecchettin, la crociata contro il flagello della violenza di genere. L'introduzione di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, il messaggio di intima vicinanza a Gino Cecchettin del cardinale Matteo Maria Zuppi. Vi aiuterò, scrive, gli interventi della politica e degli esperti, poi le parole di Gino dirette e potenti come sempre, pur nella loro semplicità. Non possiamo cambiare gli eventi che ci sono capitati, ma possiamo cambiare la nostra reazione a quegli eventi e decidere se contribuire ad aumentare l'odio oppure l'amore, a discapito oppure a favore dell'ecosistema stesso. Per quanto mi riguarda, nel nome di Giulia, io posso solo scegliere di far crescere l'amore, perché questa è l'unica scelta che le assomiglia, l'unica possibile se voglio mantenere viva una parte di lei. L'asse con le scuole, l'impegno condiviso, il patto tra le istituzioni, parla come madre, come sportivo e come donna la consigliera della Fondazione Federica Pellegrini. Oggi mi impegno non solo come Federica, non solo come donna, ma come cittadina consapevole che il cambiamento parte da ciascuno di noi. È tempo di agire, unite e uniti. Gelo in sala durante l'intervento in videocollegamento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, immediatamente criticato dalle opposizioni e sui social per aver negato il patriarcato. La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. E per aver associato il fenomeno dell'immigrazione illegale all'escalation di violenza nei confronti delle donne. Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale. Dunque avete sentito, io girerei subito la domanda all'avvocata Gislon, parole che fanno davvero pensare, fanno riflettere, tanti commenti da più forze politiche, insomma criticato il ministro, forse un intervento anche in un momento storico già difficile. Allora, partiamo con cercare di capire i concetti che sono stati espressi. Questa parola patriarcato, che continua ad essere usata e scritta, nel suo significato proprio del dizionario italiano Treccani, intende un complesso, lo leggo perché non voglio sbagliare neanche una parola, complesso di radicati e sempre infondati pregiudizi sociali e culturali che determinano manifestazioni e atteggiamenti di prevaricazione, spesso violenta, messi in atto dagli uomini, specialmente verso le donne. Quindi questo vuol dire patriarcato, e non possiamo che usare questo termine per indicare il cammino faticoso, ma che continua a fare dei progressi, per rendere donne e uomini uguali, superando delle logiche che sono
atavliche perché hanno migliaia di anni. Allora, la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 introduce la parità dei coniugi all'interno della famiglia. Ricordo che le donne hanno iniziato a poter votare nel 1945 e che hanno potuto essere elette a partire dal 1946. Ricordo che dopo la riforma del diritto di famiglia, comunque solo nel 1981, abbiamo avuto nel nostro ordinamento l'abrogazione del delitto d'onore, che prevedeva praticamente delle pene irrisorie quando fosse stato commesso da un uomo nei confronti o della moglie o anche della sorella. Abbiamo sempre nel 1981 l'eliminazione delle attenuanti per il matrimonio riparatore, quindi chi rapiva una donna poi la sposava soggiaceva praticamente a altrettante pene irrisorie. Ricordo anche che solo nel 1996 è stata approvata la legge che ha trasformato il reato di violenza sessuale in un reato contro la persona e non contro la morale pubblica. Questo piccolo panorama perché? Perché citare la legge del 1965 per dire che abbiamo superato la lotta al patriarcato è un po' semplicistico, perché ve l'ho appena letta la definizione e se io vi dico che nel 2020 l'Istat, quindi l'organo nazionale di rilievo dei dati statistici, ha fatto un'indagine e ha rilevato che le donne negli organi decisionali delle istituzioni, quindi garante della privacy, CSM, comitati di vario genere, istituzioni dello Stato, sono il 18,60%, quando, per fare solo l'esempio dei magistrati, le donne giudice sono il 56% delle forze della magistratura. Quindi diciamo che il percorso culturale è ancora molto in là da venire perfezionato e soprattutto non può essere affrontato in questa maniera perché non è la maniera corretta di farlo. Quando si danno dei concetti, quando si parla, quando si interviene su un tema così, credo che sia doverosa una precisione e non uno svilimento di una battaglia che non solo è costata la vita di molte donne, che ha creato degli orfani, ma che comunque non solo quando giunge all'apice del femminicidio, ma significa violenza, pane quotidiano per tante donne, giustifica il fatto che si lotti ancora contro il patriarcato, che non è una brutta parola, ma è un termine del nostro dizionario che identifica una situazione. Presidente Di Bartolo, è d'accordo? Sì, assolutamente, e vorrei integrare quello che ha detto la collega aggiungendo questo. Secondo gli indici, i dati Istat che noi come centro antiviolenza ogni anno inviamo alla Regione Veneto, risulta che la maggior parte delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza sono donne italiane. Sono donne che se hanno un partner, le donne straniere che si rivolgono a noi spesso e volentieri hanno partner italiani e soprattutto che non è vero che la immigrazione clandestina o comunque il fenomeno della violenza di genere riguarda l'emarginazione sociale o comunque la povertà, perché non c'è niente di più trasversale di quella che è la violenza domestica. Noi assistiamo a un fenomeno che riguarda tutte le classi sociali e vi posso dire che noi come centro antiviolenza di Telefono Rosa di Treviso abbiamo un campione abbastanza rappresentativo, dal momento che solo nel 2023 abbiamo avuto 334 contatti e noi siamo uno dei 5 centri antiviolenza, abbiamo avuto 169 donne prese in carico e per il 2024 al 31 ottobre ne abbiamo 143 e non sono donne che hanno subito violenza da immigrati. Ecco, sono parole, quelle del Ministro, che un po' destabilizzano in questo momento. Magari ci si aspettava un altro tipo di discorso, Presidente?
Assolutamente, anche perché l'occasione sarebbe stata l'opportunità per affrontare quella che è la violenza di genere e che, come ripeto, è un fenomeno strutturale, non è un'emergenza, ma fa parte della nostra società in un modo più corrispondente a quella che è la reale situazione. Basterebbe semplicemente informarsi con le reti del territorio, come i centri antiviolenza, che fanno anche tanta prevenzione primaria, andando nelle scuole, parlando in ogni occasione che c'è data. Noi siamo sempre pronte a spiegare quello che vediamo dal nostro osservatorio, e non è quello che dice il Ministro. Dottoressa Gislon, io mi ricollego a una frase detta dalla Presidente Di Bartolo. Dice la violenza di genere non è nemmeno più un'emergenza ormai, cioè non è un'emergenza. No, la violenza di genere è un'emergenza nel momento in cui continuiamo ad avere dei numeri importanti, continuiamo ad avere la necessità di intervenire non solo nelle patologie, ma anche con un lavoro forte, culturale e di prevenzione. E infatti quello che mi sarei aspettata da un'istituzione del nostro Paese era un messaggio volto appunto a sottolineare l'importanza della formazione, dell'investire le risorse nella formazione, nel leggere il fenomeno, perché giustamente diceva la Presidente del Centro Antiviolenza, i centri antiviolenza hanno fatto delle battaglie importanti. Qui mi permetto di parlare per esperienza personale, perché io per oltre 30 anni sono stata l'avvocata del Centro Antiviolenza di Padova, il Centro Veneto Progetti Donna, con il quale ancora sono in contatto, sono stata anche Presidente e adesso sono membro del Consiglio Direttivo del Cantiere delle Donne. I centri antiviolenza fanno una cosa che fa anche l'Istat. Adesso con la legge del 22 si sono potenziate le norme che obbligano a raccogliere dati per fare poi una mappatura, ma i centri antiviolenza sono partiti per primi a farli, e allora proprio sulla scorta dei dati che abbiamo, che sono quelli che ci fanno ragionare, io mi sento di dire questo. Allora, prima di tutto che il rapporto Istat che abbiamo più recente si ferma al 2018, e questo rapporto Istat fotografa per lo stalking una percentuale di nazionalità dell'autore del reato di nazionalità italiana, e così per le molestie il 71%. Il presidente Alleva, che era all'epoca presidente dell'Istat, nel 2017, riferendo sul rapporto annuale alle Camere, identificava la violenza sessuale come commessa per l'80% da cittadini di nazionalità italiana. Questa è la fotografia risalente dell'Istat. Venendo invece ai centri antiviolenza, e quindi considerando sia i centri in rete nazionale, quindi non una di meno, quindi la rete Dire Donne contro la violenza, e poi parlando dell'esperienza del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, i dati sono diversi e, come diceva la Presidente, però combaciano, nel senso che la fotografia che abbiamo è una fotografia che non rispecchia quello che abbiamo detto, tenendo presente una cosa importante che manca anche, penso, nel messaggio istituzionale, e cioè che la valutazione dei dati che fa un centro antiviolenza è una valutazione dei dati concentrata sulla donna che l'ha subita, e quindi assume tutte le categorie di indici che servono per intervenire. Molto poco si preoccupa della nazionalità dell'autore della violenza, però anche questa viene rilevata. E a questo proposito, per arrivare con un dato che fosse un po' più calzante oggi, guardando quello che è il rapporto nessuna 100.000 del 2023, 2024, gennaio 2024 e 8 novembre abbiamo avuto, leggo bene perché non voglio sbagliare, abbiamo avuto 104 femminicidi, e anche qui il femminicidio, che non è un reato a sé stante ma che è un aggravante dell'omicidio perché è commesso in relazioni intime, relazioni familiari, capito? E perché si tratta per questioni di genere
genere, tant'è che io faccio anche nelle scuole l'esempio un po' banale: se io esco e vado in banca, fanno una rapina e mi ammazzano, rientro nelle categorie degli omicidi che sono stati commessi quell'anno. Se io vado a casa, mio marito invece mi toglie la vita, in quel caso lì lo inseriamo nei femminicidi. Detto questo, quest'anno la rete, non una di meno, ha rilevato 104 femminicidi in questo arco temporale. Gli sconosciuti, cioè quelli che non sono stati appunto individuati come reato, sono 15 persone. L'89 di quegli omicidi dei tratti di sconosciuti sono stati commessi da cittadini stranieri nel numero di 14, che è un 15%. Che fra l'altro dovrebbe tener conto anche del fatto che i numeri dell'immigrazione aumentano progressivamente. Quindi non corrisponde a questo, ma soprattutto è un accostamento che può solo ingenerare ulteriori confusioni. Invece quello che io mi aspetterei dalle istituzioni è proprio intanto un'accuratezza nella descrizione del fenomeno e nell'utilizzo delle parole, per rispetto delle vittime, per rispetto anche di chi si impegna come il papà di Giulia per fare qualcosa di buono dopo un dolore immenso, e soprattutto doverosamente verso i ragazzi di questo paese, verso le donne di questo paese, dei messaggi costruttivi. Cioè mi aspetterei di sentire cosa pensiamo di fare. Mi pare la ministra Roccella ha detto le leggi non avrebbero salvato Giulia. Può darsi, ma quello che non ci manca in questo paese sono le leggi, quello che ci manca sono le risorse. Presidente, parlando di violenza di genere, insomma i dati continuano a essere davvero preoccupanti. Ma direi di sì. Nel giro di 2 anni i dati non sono cambiati. Parliamo sempre di, ripeto, io mi baso in questo momento su quella che è il nostro numero, e noi siamo 5 centri a nella provincia di Treviso. Il centro antiviolenza ha un afflusso costante e una presa in carico costante che si attesta tra le 150 e le 200 donne l'anno. E noi parliamo però solo delle donne che varcano quella soglia e decidono di affrontare la battaglia per uscire dalla violenza. Tante purtroppo invece rimangono nel silenzio. Sì, e malgrado noi facciamo tanto, ci muoviamo tanto, proviamo a fare tanta prevenzione primaria, andando nelle scuole, andando nelle piazze, andando nelle associazioni sportive, partecipando a tutti gli incontri, però vede, un messaggio dato in una maniera distorta fa un danno incalcolabile a livello di comunicazione, perché non può passare il messaggio che la violenza di genere è un problema che riguarda altri. La violenza di genere è un problema che ci vede coinvolti tutti come società e come appartenenti a generi diversi. Quindi è fondamentale capire, ed è qui che trovo apprezzabile e anzi encomiabile l'impegno di Gino Cecchettin, che è dagli uomini che deve partire a un certo punto lo slancio per proporre anche una comunicazione diversa sul tema della violenza sulle donne. Avvocato, abbiamo sempre detto bisogna fare rete, tante le iniziative, questa della Fondazione Cecchettin è una delle iniziative, ma tante sono state messe in campo per cercare di trovare possibilmente delle soluzioni, anche se è difficile perché è un fenomeno che purtroppo, come abbiamo visto, che dà numeri importanti. Cosa si può fare di più? Secondo il mio parere, ma non è solo il mio, 2 sono i fronti, oltre ovviamente a dare supporto, tutela, accoglienza alle donne che subiscono violenza. Uno è il dovere appunto di questa società, delle istituzioni, di implementare le risorse ai centri antiviolenza, le risorse a tutte quelle associazioni, fondazioni che si occupano di contrastare questo fenomeno. E poi la formazione, la divulgazione, l'uso corretto delle parole. Questo lo devono fare tutti quelli che parlano su queste tematiche, i giornali, i media, le istituzioni,
anche noi quando interveniamo a trasmissione, a relatori, cioè nel linguaggio quotidiano, perché il cambiamento culturale, vi ho fatto prima quella breve riassunto di quanto giovani sono le leggi che tutelano le donne, che cercano di renderle pari, devono partire proprio da un automatismo di ragionamento che si fa anche attraverso le parole, per cui non ha più come posso dire, un senso la differenza, ma soprattutto c'è un rispetto ed è impegnativo ed è doveroso e sarà lungo. Però vedete, io in questi 30 anni, adesso avete nominato la rete, 30 anni fa il concetto di rete non esisteva, cioè c'erano gli operatori che sono i tribunali, le forze dell'ordine, le psicologhe, i centri antiviolenza, operavano in maniera insomma scollegata. Lì si sono fatti, può dirlo anche la Presidente, fatti dei passi avanti incredibili. Adesso c'è una rete che funziona, le forze dell'ordine hanno formazioni specifiche, i magistrati creano delle situazioni. La stessa riforma Cartabia è intervenuta anche sul piano processuale per accelerare i procedimenti anche in materia di separazione o divorzio in cui ci sono questioni di violenza, abbiamo i termini dimezzati eccetera. Ma deve scattare nel nostro cervello, deve scattare nei piccoli gesti quotidiani, e soprattutto quello che forse dovremmo capire è che quando succedono le cose eclatanti c'è questo clamore e il portato sulle vittime continua ad essere quello di essere giudicate, perché c'è poco da fare, ma questo è, mentre noi abbiamo sempre detto sorella io ti credo, quindi è giusto il garantismo processuale, ma la vittimizzazione secondaria ormai è conclamata, ma soprattutto dobbiamo assolutamente cercare di evitare queste cose. Certo. Siamo arrivati proprio al termine, ho pochissimi minuti, anzi secondi. Presidente, la domanda proprio in breve era questa: bisogna davvero fare un'inversione di marcia e cominciare comunque a un cambiamento culturale. L'abbiamo già iniziato, ma il processo è ancora lungo. Assolutamente, e soprattutto deve essere un cambiamento fatto insieme uomini e donne, perché non siamo l'uno contro l'altro, ma siamo insieme a dover prenderci il carico e cambiare profondamente la cultura del rispetto, rendendola più inclusiva e spiegando che cos'è la violenza di genere, soprattutto ai nostri giovani che in questo momento stanno vivendo, a nostro parere, a quello che riusciamo a vedere, una grossa difficoltà nella considerazione della donna e dei rapporti fra di loro. Io ringrazio davvero, ci sarebbe davvero tantissimo ancora da dire, spero di averle ospite magari qua in studio. Ringrazio davvero l'avvocata Francesca Gislon e ringrazio soprattutto la Presidente di Telefono Rosa Stella Di Bartolo. Spero davvero di avervi qua magari per poter parlare e sviscerare di più un argomento di cui purtroppo forse parliamo tanto ma ancora troppo poco, bisognerebbe parlarne sempre di più. Grazie davvero. Grazie. Siamo arrivati al termine. Io vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring alle 21, gli ospiti Elena Donazzana, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Marco Zabai del Partito Democratico, Alessandro Manera della Lega, Erika Baldin e poi Gennaro Marotta di Azione, e poi alle 22:10 si parlerà di affitti turistici e la protesta delle K-Box con Simone Venturini, assessore del turismo di Venezia, Rémi Ouacagnè dell'Osservatorio Civico, Elena Fiorani dell'Associazione dei Proprietari di Case. Siamo arrivati davvero al termine. La pubblicità e subito dopo ci sarà l'approfondimento, si parlerà di salute, in particolare di neurochirurgia, dai tumori cerebrali a quelli vertebro-midollari. In studio con la nostra Alice Montagnier ci sarà Giuseppe Canova, direttore dell'UOC neurochirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e Roberto Zanata, responsabile dell'unità spinale UOC neurochirurgia, sempre dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Io vi ringrazio i nostri registi, vi do appuntamento subito dopo con l'approfondimento della salute. Grazie, arrivederci.